1709. Mi hanno chiesto la siciliana e proviamo la siciliana. Alfiere C4 che ha un nome, Bowwood Attack. E 6 con l'idea D5. Ora qui l'unico modo per giocarlo è appunto giocare cavallo C3. Così dopo D5 presa io ho un forte centro e questo alfiere deve essere mosso troppe volte. Uno degli spunti interessanti secondo me però che ci ha dato il Weekend Z e che ci sta dando appunto è questo alfiere C4 giocato con un determinato ordine di mosse, aspettando cavallo C6 e su cavallo C6 facendo alfiere B5 perdendo un tempo. Potrebbe essere qualcosa di nuovo nella teoria scacchistica, chissà, secondo me è uno spunto interessante. Non so se vi capita di vedere, ma molto spesso io su queste mosse vado a giocare mosse come D4, che ovviamente non stanno tanto nei principi, però sono molto pratiche dal punto di vista del gioco online. Uno in queste cose deve anche un po' variare, perché non lascia mai la possibilità di C3. Ecco, qualcosa del genere, lui l'ha giocata ora, però è un'idea interessante in realtà, secondo me. Ma comunque non è la mossa più forte, quindi questa è una cosa che appunto vi volevo dire. Perché sicuramente c'è qualcosa di più forte. Ad esempio, già qui lui va a stare molto bene dal punto di vista posizionale. Perché con alfiere per presa, questo qui ora lui la doveva fare prima. Ma questo qui era una debolezza a lungo termine. Quindi la mia apertura in realtà non è stata precisa. Perché ve l'ho detto, questo D5 è forte a gioco pratico, D4 è forte a gioco pratico perché limita lo spazio, ma non sempre prendere dello spazio significa prendere del vantaggio. Quindi dovete capire i momenti in cui giocare delle mosse che non sono eccezionali. Questa io a tempo lungo, nonostante io a tempo lungo, a prescindere, non giochi mai la siciliana, ma è una mossa che non avrei fatto mai, o almeno non l'avrei fatta con questa leggerezza. Ok, così nel caso riprendo di cavallo. Ok, lui qui sta continuando a fare degli errori perché questo alfiere è stato mosso troppe volte. B5 onestamente non mi sembra niente di male, quindi la voglio provare a giocare. All'idea di cavallo 5 minacciando C4, che ricorda un po' una spagnola. Sì, esatto, però bravo Karl Marx, mi piace anche il nome. Ehm, io ti dico, concordo che ci può stare in certe varianti, in realtà ad esempio qui ci stava, perché il mio D4 in una Rossolimo, spingere così tanto il pedone D non conviene perché resta C5 debole. Io spero che si stia capendo questa cosa perché è molto importante, non vorrei che facciate sto errore. Ad esempio se volete giocare alla Rossolimo, perché contro qualcuno che ve la sa punire, quello è ciò che l'avversario vuole avere. L'avversario vuole giocare contro, qui potrei fare F6 in realtà, vuole andare a giocare contro il pedone C sulla struttura pedonale. È un gioco posizionale la Rossolimo, quindi gli errori posizionali sono più gravi che in un'altra posizione. Perciò in quel caso ci stava, però appunto dovete andare a comprendere bene quando la differenza. Per questo io spesso vado a dire appunto negli scacchi la parola d'ordine dipende dalla posizione, per questo motivo. E... Ok, fiore B7, tanto che ne 6 non gioca. E poi potrei anche provare a fare qualcosa del genere. Mi sembra questo il ragionamento che hai fatto sulla... ok, allora facciamo così, ci ritorno a fine partita, ok? Perché lo capisco. Lo sono stato un po'... ho detto un po' troppe cose. Mm. Qui sto andando molto a istinto. Diciamo che... penso che giocare questa variante, poi prendere e giocare cavallo 5 sia molto buono.
Perché questa è una debolezza, questa è una debolezza, questa lo è pure, però una debolezza è tale solo se si può sfruttare e qui non è sfruttabile un granché, secondo me. Poi dipende. Thanks. You're welcome. Ah, questo Tata Steel che mi fa concorrenza. Allora, donna di 7, cioè donna di 5, vado a giocare sulle case. Di 3 sempre incredibilmente impresa. Se gioca F4, creando altre case deboli, ad esempio 3, gioco cavallo C6 e recupero un tempo qui. Che poi in realtà a questo punto giocherei lo stesso, perché tanto la donna non migliorata, quindi no problema. Peraltro evita anche torre 7, che comunque oggi domani un concorso è un po' pericolosa. Vediamo un po'. 3 più 3 4. 4. Che si può fare però? Vi svelo questo trucco. Anche così. Prendi nota del Big Boger. Soprattutto quando devi insegnare le cose a tua figlia. E... Cavallo B4. Ok. Ah, comunque per gli appassionati di calcio, vi volevo dire, avete letto di... Mm, no, no. Vabbè, diciamo che comunque ci sta, no? Le abitudini di vita fanno alle volte anche questo. Ehm, sta bene, sta bene. Lo capisco. Oggi c'è Sampdoria-Juventus, Juventus-Sampdoria. E la Sampdoria ha preso Sensi, io sono rimasto incredulo da questa notizia, ragazzi. Ok, sta minacciando cavallo per F6. Che non so se funziona, però sicuramente funziona torre per G7 e poi quella. E non c'è F5, che culo. Vabbè, io gioco donna E5, vado a cambiare il pezzo. Se me lo cambia, cioè la donna. Se no, ho riposizionato la mia donna a posto. Che poi in D5 non ho rischio di... un attimo. Ma forse F5 la posso fare. Cavallo per. Torre per. Cavallo F6. Se invece fa cavallo F6 subito, mangio di torre, torre per, non c'è matto. Ho paura che sia una cappellata incredibile. Che F5, torre per e lì prendo un pezzo. Se invece gioca cavallo F6, torre per G7, re H8, torre via, minaccia donna G7, ma io torno anche di donna. Ma in realtà gioco torre G8 e poi faccio... Non c'è il matto da nessuna parte, quindi sì, F5. Spero di non aver fatto una cazzata. Ma che sto dicendo? Ah sì, la cosa di Sensi? Pazzesco, eh? A sto punto faceva meglio a venire al Milan. O no? The Big Ev. Boh, G6 in realtà c'è qualcosa che proprio mi puzzava un sacco. Secondo me su G6 forse puoi fare anche torre per G6. Non lo so, eh. L'anno scorso con Mara? Ma perché era fidanzato con Mara per caso? Comunque... Sì, sì, esatto. Vabbè, ma poi all'Inter sono tutti rinchiusi. Ah, lei ha fatto una bella bella mossa. Ah,
Questo qua mi vuole fare pensare, perché? Perché? Allora, cavallo per, torre per G7, torre per G7, donna per G7, no, cavallo F6, presa, 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 prende in D5. Forse posso giocare questa qui? E su cavallo D6, F4, non lo so. Vabbè, gioco donna D8. Donna D8. E c'è F4 di mezzo. Ok. Boh, complicata sta linea. Complicata. Mi sta facendo pensare. Ah, 8 anni, scusami, mi sono confuso con un'altra Mara, anche lei gentile, che conoscevo. H6 non si può includere? Che senso H6? Ah, tu dici per spostare la... Allora, sono me ne massa che ho escluso, perché ho visto torre H5 e minaccia dove per H6, non lo so, però forse è buona, Cioè, nel senso, qui ci sarebbe molto più da analizzare. Qui la cosa che ho visto è stata questa. Ma lui prende la donna? Che cazzata. Ok, ho cappellato. Ehm... Vabbè, sti cazzi, la vinco lo stesso. Mangia, mangio in F2 e poi mangio in D8 e c'è D3 sotto. Diciamo che potevo essere più preciso, questo senza dubbio. Però la posizione non mi dispiace, devo dire. Perché il pedone D4 è molto forte. Molto molto forte. Forse a quel punto, non lo so, allora forse F5... forse... allora H6 non era la migliore, probabilmente F5 non è precisissima. Ho sottovalutato un attimo la variante sua. Però appunto prendo sto pedone e prendo anche qua. E questo è passato. Questo è un finale interessante. Sicuramente. Mangia... Perché non ha mangiato a 6? Che cazzata che ha fatto. Cavallo B4 sto cavallo è fortissimo. Poi dipende, se gioca dove D1 ad esempio posso giocare anche A5. Oppure fare D3, dove G4, A5 e poi il pedone va. O comunque se non va è svincolato perché c'è il cavallo. Tutti i finali di torre sono vinti praticamente. Ok, lui ha fatto un giusto ordine di mosse. Su questa vado a giocare. Boh, credo torre D5. Torre D5 e cavallo C6. Sì, devo aspettare che questa torre si sposti perché sennò il cavallo non lo posso spostare. Sto pensando a un modo per risolvere tutti i problemi, ma se dove D6 allora ancora meglio, che così posso spostare il cavallo. No, torre D5. Cavallo C2 e poi D3. D3 non poteva difenderlo dove A? Sì, poteva, ma questa mossa è pure interessante secondo me. Cavallo C2 e c'è torre per A6, questo è il problema. Il pedone dovrebbe andare, però chi lo sa. You're gonna see me shine.
shine, shine, shine. Walking on beams of light, 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 light. Torre di 6 era buona, sicuramente, però io credo che a 5 riuscirò a farlo. Ok. E quindi ora mi serve questa torre per evitare torre 5. Questa è l'idea di fondo. O comunque che la torre attacchi il pedone B. Può provare a fare qualcosa di matto, ma non c'è niente. Ok, ci sta. Allora, o cavallo C6, mettendomi tranquillo. O provare a giocare D3, dove per E5, D2, torre D1, cavallo C2, F2. Ah, vabbè, cavallo C6. Torre A6, suppongo. Ma su torre 6, torre C5. Peraltro blocco anche A7 perché poteva essere interessante. Torre A7, torre F7. Ok, D3. Mi sa che questo è un errore decisivo. Mi sa. E anche minaccio D2. Allora, B4 e poi cavallo 5. Ok. No, ma che ho fatto, ragazzi? Che ho fatto? No, in tutto questo ho pensato a come difendere il pedone D3, non l'ho difeso. E lui perché non se l'ha mangiato? Vabbè, momento di rincoglionimento di entrambi, direi questo. Dove C3? Forse anche A4. D3. Ok. Ok. Con C2 di 2 il pedone è infermabile. Perché non tiene a 13. La torre torna. Non lo so, forse hai ragione. Però cioè, dovevo pensarci un attimo. Invece qui vado un po' più sicuro. Però, cioè, bella analisi sicuramente, bravo. Ah, hai dato due tempi a nero. Eh, sì, ma credo che, cioè, però non lo so, giusto? Non volevo rischiare. Non che qui non abbia rischiato, ho rischiato lo stesso, però mi sembra un rischio sicuramente minore. Ok, presa. Allora, giocare B7 subito direi di no. Quindi andiamo di questa, tanto il pedone promuove, o uno dei due. Qui devo un attimo sbrigarmi, io non avevo riflettuto su questa cosa, che in effetti posso andare anche io con tempo in mano. Aspettate, non so se ora mi gioca questa. Ok.
Ok, questa qua. E ora vediamo che fa. Ma penso sia matto più o meno su tutte. Ok. Andiamo a fare un'altra partita. Allora, vado di E4. B6, D4, B7, cavallo C3. Ok. Diciamo che su queste non ho mai grossi problemi. No, Beard si chiama Owen. La mia idea qui è quella di giocare in modo cioè molto tranquillo. Semplicemente so che lui vuole giocare alfiere B4 per giocare alfiere per E4. E la mia idea è semplicemente andare a sistemare un po' il tutto, giocare alfiere D3 per poter fare poi cavallo E2, lasciare il pedone E4 comunque non in presa, non farmi doppiare in C3 o nel caso farlo, ma potendo giocare facilmente sul suo arrocco. È una variante che vi consiglio perché è molto semplice e non bisogna sapere un granché di teoria. Ok, E5 presa, gioco C4, piede G5, sto pensando di fare 5 ora, ma secondo me sì. Perché se prende, in realtà forse potrei prendere anche in F6. Presa in F6, presa in G7, boh. Non lo so. Cavallo F3 subito? No, non mi piace. Preferisco giocare in questo modo, un po' più... Cioè, secondo me così è più facile ottenere qualcosa. Molto meno classico. Oddio, in realtà questa sì la posso giocare subito. Non c'è bisogno di fare C3 prima. Tanto, cioè... c'è il doppio, cioè c'è la forchetta. Ok, qui sembra una posizione di quelle a tela mossa, cioè bisogna trovare la soluzione. Ho un'idea, però non so quanto funzioni. Allora, o gioco per andarmene indietro, cioè per fare appunto la forchetta, la batteria, oppure gioco donna G4 con l'idea di alfiere H6, che è pure molto forte. Beh, in effetti non è che ci siano tante difese. Ok, andiamo di questa. Andiamo di questa. Minaccio cavallo H5. Minaccio alfiere H6, insomma. Sembra molto molto buona. Per questo dicevo appunto consigliavo sta variante, perché come dicevo alle volte si possono raggiungere posizioni molto molto interessanti dopo poche mosse. Poi appunto non è che la panacea. Ora qui ha perso un pezzo però. C3 si è tolto la casa 7. Lasciando vedere, secondo me queste sono aperture che si possono giocare a livello un po' più alto, forse, anche se poi a livello più alto non le giocano, perché preferiscono giocare appunto robe migliori. Però sono complicate da giocare senza avere idee. Ah, qui sempre mi attenziona l'Ampassan. Mi dice, puoi giocare l'Ampassan ora? Ok. Vabbè, abbastanza vicina alla fine. Ok, vabbè, prendo il pezzo.
A questo punto cavallo H5, il problema è che non l'ha risolta, quindi è interessante come idea, che continui a esserci. Fiere G5, donna H4. eh, Va bene, facciamo questa. Deve fare dove F7 unica. E poi penso che prendo e gioco al fiere H6 forse. O al fiere G5. Non lo so. Idee interessanti qui. Ok. Sao Gloti sfida una battaglia di problemi. Mi dispiace, la farei molto volentieri. Che poi anche questa potrebbe essere un'idea. Fare battaglie di problemi. Intanto prendo in C5. Potrei fare qualcosa con alfiere G5 ora. Idea anche fare alfiere F6. Probably. Non posso. Ah, che poi io oggi mi sono accorto di tutte le richieste di amicizia che mi avete mandato. Voi continuate a mandarle, sono solo io alle volte un po' rimbambitello. Ma non vi preoccupate, le vedo. Anzi, se volete scrivere anche qualcosa, avete idea per format, cose simili, io, come sapete, vi ascolto molto volentieri. E se giocassi alfiere per H7? No, vabbè, non funziona. È che la voglio finire velocemente, perché alfiere per H7 poteva essere un'idea con donna H4 e cavallo F6 minacciato. Chissà se funziona. Alfiere C8, donna H4. Ora sto minacciando alfiere per H7 realmente. E però nel mentre vado anche a giocare sull'inchiodatura. Nel caso della... sto pensando in caso di H6 potrei prendere... però prendere in esatto. Presa, torre A1. Torre A e 1. Torre 8. Ma ci sarà qualcosa per vincerla più velocemente. Devo solo trovare il come. Vabbè, andiamo a semplificare. Anche perché appunto su questa, vabbè, ok. Prendo. Torre 1, presa. Ok. Mi preparo a fare questa, anche se... boh, non lo so se va bene subito. Sicuramente lui deve giocare Re F7. Re F7 potrei anche andare di alfiere G6 in realtà. Però non ne sono sicurissimo. Vabbè. Fiore torna in G6, gioco su E8. Ok. Questa minaccia sempre alfiere G6. E su alfiere 6 c'è anche dove per C7. Cioè dove per 6 cavallo C7. Vediamo un po' che va a fare. Perché non di per C5? Perché non mi sembrava pericoloso, quindi... ti dico... perché dicevo non mi sembrava pericoloso. Ora magari ci ritorniamo un secondo. Comunque qui, insomma, finita. Il video ASMR è... quando ci sarà gente che vorrà sentirmi ASMR lo farò. Per ora mi sembra ci sia solo tu che vuoi.
E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!